Buon pomeriggio e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Il profeta del silenzio e dei segreti mai rivelati continua a far parlare di sé. In giornata è stato individuato il secondo covo del boss Matteo Messina Denaro. Oltre all'appartamento di Vicolo San Vito a Campobello di Mazara, il capo mafia avrebbe fatto costruire un luogo con tutte le funzioni di un bunker all'interno di un'altra abitazione presente nella stessa area. È morta la 18enne rimasta coinvolta in un incidente avvenuto ieri mattina in via Luigi Monti a Siracusa. La giovane era stata trasferita a Catania, dove in queste ore si è spenta all'ospedale San Marco. Aveva subito un intervento chirurgico e si trovava ricoverata in terapia intensiva. La vittima si trovava in sella a uno scooter quando si sarebbe scontrata con il conducente di un'auto. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del 17enne Manuel Billeri, trovato morto in un cantiere a circa 200 metri dalla propria abitazione a Scaletta Zanclea. I familiari ieri avevano presentato denuncia alle forze dell'ordine e così erano scattate le ricerche. Intorno alle 10:30 di questa mattina Manuel è stato ritrovato privo di vita in contrada di Vieto. Dalle prime informazioni trapelate pare che si sia tolto la vita per motivi al momento sconosciuti. Da domani mattina, giovedì 19 gennaio e fino al prossimo 27 gennaio, si procederà ai lavori di scarificazione e bitumazione del manto stradale del viale Regina Margherita nel tratto compreso tra la via Antonino Longo e via Etnea a Catania. I lavori di manutenzione verranno eseguiti anche nella stessa via Antonino Longo, nel tratto compreso tra via Muscatello e viale Regina Margherita. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 18.